Sì, buongiorno a tutti. Aspettiamo almeno 10 minuti prima di iniziare perché qualcuno mi sta chiedendo di entrare, quindi l'incontro è previsto alle 16 e poi aspettiamo 5 minuti, siccome qualcuno mi ha scritto che non sta sentendo nulla, siamo in attesa di questo tempo. Portate pazienza e poi inizieremo.
Maurizio, stai presentando qualcosa? Devi chiudere. Ciao Beatrice. Ciao Gide. Ciao Beatrice. Ciao Marta. La Pascarella è a un tavolo ministeriale, però mi ha promesso che si dava il cambio e quindi si collega alle 4. Eccola, l'hai nominata, è arrivata. Eccola qua. Ciao Manuela, ben arrivata. Grazie Manuela che fai questi salti di tavolo dal Ministero al Veneto. Ma per fortuna, guarda, per fortuna o per sfortuna con il collegamento poi alla fine riusciamo a stare un po' dappertutto. Perché bisognerebbe replicarla perché abbiamo lei concentrato tutto e non è facile, ma resistiamo. Aspettiamo ancora qualche minuto perché non vorrei che qualcuno fosse in coda per entrare, anche se poi c'è lo streaming volendo su YouTube, ma magari non è necessario. Luca Filetti sta presentando, no? No, chiudi Luca. Non so cosa ha fatto Luca.
Buongiorno a tutti. Buongiorno. Salve a tutti. Salute a tutti e buona giornata. Aspettiamo ancora qualche minuto, vero Marta? Sì. Comunque c'è già qualcuno collegato su YouTube e quindi aspettiamo comunque 3-4 minuti. Mandi. Domenica abbiamo mandato 500 WhatsApp, così abbiamo disturbato di domenica, ma nonostante ciò qualcuno ci dice ma non lo sapevamo, cioè non so com'è possibile raggiungervi. Marta, quando volete io sono qui, me lo dite Bene. voi. Ma possiamo anche incominciare e poi vediamo. So che qualcuno volete voi. È su YouTube. Ecco, aspetta che vediamo, ce ne sono alcuni in attesa. Allora, buongiorno a tutti, bentrovati anche in questa modalità purtroppo, ma come dicevo prima Manuela magari ci facilita in qualche caso. Abbiamo invitato Manuela Pascarella che è del Centro Nazionale dell'FLC CGIL e ritengo una presenza importante perché è colei che partecipa più di qualsiasi altro ai tavoli nazionali ministeriali, quindi potrà chiarirci insomma tutte le procedure concorsuali, quelle in corso e anche quelle che siamo in attesa. Io sono la segretaria regionale dell'FLC CGIL, Viotto Marta, alcuni di voi li conosco, altri no, e mi permetto solo di dire 2 o 3 cose in apertura perché credo che siano dovute e poi lascio ampio spazio a Manuela e poi successivamente anche alle vostre domande nel caso abbiate bisogno di qualche risposta, che immagino anche di sì. Allora, penso che dopo un lungo periodo di pandemia, dove peraltro non siamo ancora usciti, anzi purtroppo i dati che registriamo sono nuovamente in crescita, con tutte le difficoltà di stare in presenza, ci siamo ritrovati a produrre un sacco di domande, sia per le procedure concorsuali in attesa di un ruolo, ma anche per quel che riguarda poi l'accettazione di una supplenza, ovviamente supportati da un sindacato che non si è mai sottratto ad essere in presenza e a darvi la consulenza migliore che abbiamo potuto darvi anche in tempi più difficili. Però è anche vero che ognuno di voi poi alla fine è rimasto solo, ahimè, nell'accettare, nel decidere e qualche volta non avendo nemmeno riscontro della procedura o di quello che stava accadendo a quello prima di voi, trovandovi poi sbattuti, possiamo definire questa posizione, sbattuti in qualche posto che forse magari nella chiarezza poi abbiamo capito cos'era successo, ma solo successivamente. E vi dico che oggi nel Veneto noi abbiamo circa, aspettate, ecco che aggiorno continuamente l'ingresso, abbiamo circa 18.000 contratti a tempo determinato. È nonostante anche i precedenti concorsi. Posso dire che non c'è mai stata una visione lungimirante da far comprendere i fabbisogni e le necessità per dare una risposta all'istruzione, in primis al Veneto, ma anche su scala nazionale.
È anche vero che poi le commissioni nei precedenti concorsi possiamo solo dire che sono state veramente, hanno penalizzato molto, hanno affossato molto chi ha partecipato a dei concorsi e poi si è ritrovato ad ottobre a dover scegliere e a rientrare nella classe ovviamente da precario. Guardate, i dati più tragici sono stati quelli legati al concorso sul sostegno, dove peraltro una minima parte di gente che già lavorava da moltissimi anni e con specializzazioni sono passati a quel concorso ben un terzo. Noi ci ritroviamo ancora il 1° settembre con di fronte un numero di cessazioni e quindi di pensionamenti rispetto al personale docente pari a 1703 e rispetto al personale ATA di 726 ATA. Allora, le domande che sono state prodotte, quelle del concorso ordinario nel 2020, che peraltro ci hanno messo ben 2 anni prima poi di attivare le procedure, proprio il vero concorso che è partito lunedì, su scala nazionale sono state 430.000 su 33.000 posti che siamo riusciti ad ottenere. Un contingente che probabilmente nemmeno a settembre risponderà a coprire effettivamente il fabbisogno. Quindi questa la dice lunga. Noi oggi siamo in un momento ancora più drammatico di quello che abbiamo attraversato, peggiore, dovuto appunto al momento di una guerra in corso che credo che nessun popolo voglia una guerra di questo tipo. Oltretutto, oltre alle vittime civili che ogni sera siamo costrette a vedere in quelle immagini, sappiamo benissimo che la scuola ancora una volta sarà chiamata a rispondere in un percorso di accoglienza e voi probabilmente ne farete parte. Un'accoglienza che non sarà facile perché ci troveremo di fronte a ragazzi scampati dalle bombe e dai bunker, che peraltro ritengo che tutto quello che potremo mettere in campo sarà solo dato dalla nostra sensibilità umana, perché lo sappiamo benissimo che non c'è alcuna formazione e per voi precari sembra che la formazione sia una velleità, non c'è nessun organico aggiuntivo, non ci sono mediatori linguistici, non c'è un organico e un tempo sufficiente. Quindi probabilmente ancora una volta ci dovremo improvvisare a dare una risposta per restituire in qualche modo una giornata che possa apparentemente sembrare normale. Questo perché ritengo che purtroppo, ahimè, i nostri governanti hanno sempre ritenuto che forse investire nell'istruzione potesse essere un costo più che un investimento. E voi ne siete testimonianza di questo, perché sapete benissimo che mantenere il precariato significa non solo consegnare meno diritti e meno tutele, ma significa anche contenere i costi, perché sappiamo benissimo che uno stipendio di 1.400 euro senza avere un aggiornamento di carriera è più conveniente sicuramente, al di là della malattia, al di là di numerose richieste che noi abbiamo ribadito in un possibile rinnovo del contratto, che sia un contratto inclusivo e che sappia tutelare e assegnare i diritti al personale come quello esattamente di ruolo, perché non c'è distinzione nel momento in cui si entra in classe fra chi esercita un ruolo e chi esercita quel ruolo a tempo determinato. Ecco, io credo che sia un passaggio importante che rivendichiamo. Manuela sempre lo rivendica con una forza e una passione
incredibile sul fatto che in un contratto inclusivo non ci possono essere ancora queste differenziazioni. Come credo che dobbiamo, e su questo la FLC, ma tutta la CGIL, si è sempre spesa per la stabilizzazione, soprattutto perché la Corte di Giustizia europea ha ribadito che dopo il terzo anno il contratto deve essere trasformato a tempo indeterminato. È un principio generale che ha sottolineato e che noi abbiamo continuamente ribadito su questo e fatto una lotta. Probabilmente non sarete stati in piazza, ma noi lo siamo stati, abbiamo fatto degli scioperi, abbiamo fatto dei presidi davanti all'USR, abbiamo fatto diverse azioni affinché potessimo essere ascoltati. Io credo che un riconoscimento debba essere dovuto e non ci sarà un altro tempo. È vero che noi viviamo un tempo di crisi, probabilmente economica, per la ripresa, ma di crisi che viene anche sottolineata da una guerra che nessuno vogliamo. E su questa crisi che oggi noi, per andare a lavoro, mettiamo in moto la macchina, sappiamo benissimo che dobbiamo sostenere dei costi, al di là della crisi energetica, dei costi che non sono più sostenibili. Ecco perché noi sosteniamo poi il 25 marzo lo sciopero e rispondiamo a quell'appello per quel che riguarda il clima e contro la guerra. È uno sciopero in cui è chiamata tutta l'istruzione e la ricerca, perché ricredo che sia improrogabile la necessità di una transazione ecologica verso un modello di sviluppo ecologicamente e socialmente sostenibile. Ecco, ribadisco, è uno sciopero che risponde ovviamente all'appello di Friday for Future, ma ritengo che sia importante proprio per noi che lavoriamo nell'istruzione e nella ricerca. Un'altra cosa voglio sottolineare, vi rubo ancora 2 minuti, noi ci siamo sempre spesi perché per poter dare questo riconoscimento a tutto il personale precario, ma ci siamo anche spesi perché questo personale abbia una rappresentanza all'interno di ogni istituto. È un passaggio importante, siamo riusciti a ottenere la possibilità che potevate, in questo caso le liste sono chiuse, ma di essere partecipi al rinnovo delle RSU. Guardate, il contratto di istituto è un passaggio importante e potete essere protagonisti dentro a quel contratto di istituto per quel che riguarda permessi, formazione, la distribuzione delle risorse. Ecco perché è importante che voi andiate a votare, alcuni di voi hanno deciso anche di metterci, come dire, la faccia e di essere candidati precari, proprio per sottolineare questa importanza, ma credo che sia importante anche andare a votare. Vedete, si vota il 5, il 6, il 7 aprile. È un passaggio importante se noi vogliamo essere presenti in ogni singola istituzione scolastica. Mi fermo. E poi insomma siamo qua, tenteremo di darvi anche delle risposte per quanto possiamo. Lascio la parola a Manuela Pascarella. È collegata con noi Beatrice Pellegrini, che è segretaria provinciale di Verona, e probabilmente qualcun altro che poi magari saluto e che in questo momento non ho visualizzato. Sì, grazie. se mi permetti, c'è anche Michael Cacciato di Verona, ma soprattutto volevo consigliare alle persone, hanno già iniziato a porre dei quesiti sulle chat. Come metodo, come sempre, siamo organizzati che prima c'è la relazione e poi ci sarà il tempo e per rispondere ai quesiti scritti in chat, ma soprattutto anche alle domande poste per alzata di mano. Allora io insieme a Mica magari cercheremo
di mettere insieme quesiti che sono identici. Al termine della relazione, insomma, faremo un po' d'aiuto in questo Sì, senso per ma semplificare. ecco, siccome è complicato poi tenere sotto controllo tutte le chat, non siate timidi, ma intervenite pure con le domande, va bene? Vai Manuela e grazie. Grazie, allora saluto Marta, saluto Beatrice e Michael e poi chiaramente tutte le persone che stanno partecipando a questa assemblea. Permettetemi, diciamo, preliminarmente di dargli, diciamo, il mio ringraziamento per questo lavoro che è stato fatto in queste ultime settimane sui territori, straordinario per la presentazione delle liste dell'RSU, che è stato un lavoro pazzesco dal punto di vista anche dello sforzo, no, personale, umano, di sacrificio incredibile, e che poi rappresenta un po' le gambe e i piedi su cui cammina il sindacato, no? Perché, come dire, io mi sono appena scollegata dalla riunione che stavamo facendo in questo momento col Ministero, che stanno andando avanti senza di me, sull'informativa del concorso straordinario bis, che poi vi riguarda anche da vicino perché in Veneto ci saranno molti posti su questa procedura della secondaria. E chiaramente, come dire, la forza che noi riusciamo a esercitare anche al tavolo della trattativa e con la quale riusciamo a, diciamo, dare forza, no, alle nostre richieste deriva direttamente dalla rappresentanza che noi abbiamo, e la rappresentanza di un sindacato, guardate, si misura su due cose: i livelli del tesseramento e i livelli di partecipazione e quindi anche di assenso che vengono date a tutti i livelli, dai social alla presenza vera e propria vissuta, alle iniziative e alle cose che noi promuoviamo, no? In tutte le sedi, il voto dell'RSU. Quindi questa è la legittimazione, questa è la capacità di rappresentanza del sindacato, ed è quella che poi sostanzialmente pesa al tavolo delle trattative quando noi sediamo su materie molto complesse, perché purtroppo dovete considerare che nell'ambito del reclutamento che io sto seguendo ora da un paio d'anni da vicino, purtroppo non siamo in un ambito nel quale si fa una trattativa come diciamo nell'ambito della mobilità oppure del rinnovo del contratto nazionale di lavoro, no? Il reclutamento, i concorsi, l'aggiornamento delle graduatorie sono materie che non vengono trattate col sindacato. Tecnicamente nel gergo il Ministero ci convoca, ci dà l'informativa e c'è una fase che noi al massimo possiamo allungare per la durata di 5 giorni, attivando il cosiddetto confronto, che ci permette di diciamo tentarle tutte, mettiamola così, per persuadere il Ministero che le proposte, le osservazioni che stiamo loro consegnando sono sensate, sono fondate, vanno per il bene dei lavoratori ma anche per il bene della scuola. E quindi capite bene che è molto difficile, perché chiaramente quando ci troviamo una controparte che porta avanti alcune parole d'ordine, come soprattutto abbiamo visto negli anni passati, no? Col discorso sul merito, sul fatto, diciamo, del mancato riconoscimento anche del lavoro svolto dai precari, diventa veramente difficile. Quindi con estreme difficoltà, un compito non facile, però stiamo veramente costruendo pezzettino dopo pezzettino una tutela per tutti coloro che da anni, anche come lavoratori precari, giustamente stanno facendo funzionare la baracca della scuola pubblica, e pezzettino dopo pezzettino stiamo cercando di dare una risposta a tutte le persone che purtroppo hanno subito e soffrono anche sulla propria pelle il perdurare, no, di questa condizione di precarietà. Adesso andiamo un po' nel merito di tutte le questioni che sono i concorsi, anche lo straordinario. Ora vi aggiornerò, visto che sono proprio fresca, no, di questo incontro col Ministero, e vi darò un pochino di notizie. Vi chiedo l'unica cosa: siccome io adesso andrò a condividere lo schermo, perché condividerò con voi delle slide, chiaramente se possibile le mani e anche insomma le domande in chat, se le riuscite a fare dopo che avrò concluso la presentazione, perché collocandola davanti a me non riesco a vedere contemporaneamente anche le richieste che vengono fatte in chat. Mi confermate che riuscite a vedere le diapositive, vero? Sì, Manuela. Grazie, Sì, grazie.
Grazie. Allora, guardate, partiamo un po' dai dati dei posti vacanti del prossimo anno scolastico. Ci aggiriamo come numeri praticamente alle quasi 100.000 unità. Sono il frutto dei pensionamenti che ci sono stati quest'anno, che sono un numero importante perché comunque quest'anno era l'ultimo anno di quota 100, poi c'è stata quota 102, quindi un po' il futuro del sistema pensionistico incerto in questo momento per il personale della scuola, quindi diciamola così, chi poteva fare la domanda l'ha fatta per andare in pensione. C'è un pacchetto enorme di posti che sono all'incirca 55.000, che sono quelli che lo scorso anno non sono stati assegnati ai ruoli, purtroppo per carenza di candidati. E considerate che le immissioni in ruolo degli scorsi mesi di luglio-agosto sono state tra le più proficue degli ultimi 5-6 anni, quindi come dire, il concorso straordinario era stato fondamentalmente completato, no? Quasi in tutta Italia, quindi come dire, ci sono stati dei miglioramenti rispetto per esempio all'anno precedente quando era ministra Zolina e avanzarono circa 64.000 cattedre, però nonostante questo, come vedete, i numeri sono impietosi e i posti non assegnati continuano a essere molti. C'è un incremento importante dell'organico di sostegno nel prossimo anno scolastico, questo è un dato rilevante perché è un dato che va per la prima volta negli ultimi anni in controtendenza, no? Voi sapete infatti che negli ultimi anni sono aumentati come numero, no, di popolazione scolastica gli alunni con una disabilità iscritti in scuola statale di tutti gli ordini e gradi, ma l'organico è rimasto bloccato perché purtroppo una legge che risale al 2009, quando era ministra la Gelmini, prevede che gli organici non possano essere aumentati anche se aumenta la popolazione scolastica degli alunni disabili. Adesso in controtendenza, vi dicevo, rispetto a questa situazione che ci troviamo purtroppo da più di 10 anni, succede che invece l'anno passato è stato previsto un incremento di 25.000 unità in 3 anni. I primi 5.000 posti sono stati assegnati già quest'anno, 11.000 verranno assegnati dal 1 settembre 2022 e poi l'anno dopo, dal 1 settembre 2023, altri 9.000 posti. Quindi una cosa positiva, sono 25.000 in un triennio. Chiaramente non rappresentano la panacea di tutti i mali perché nel sostegno continuano a essere tantissime anche le cattedre in deroga, cioè quelle per capirci attribuite al 30 giugno, però in ogni caso sicuramente questi posti daranno delle chance di fare maggiori assunzioni in questo ambito. Ci avviciniamo quindi ai 100.000 come numero complessivo di posti vacanti. Considerate che poi il numero dei contratti a termine che vanno fino al termine delle lezioni o fino al 30 giugno poi è molto più alto. Perché? Perché è frutto anche di che cosa? Dei posti dei supplenti Covid che sono stati introdotti per la prima volta l'anno scorso e per i quali, guardate, stiamo facendo una battaglia durissima adesso anche per avere la proroga fino a giugno. Sono il frutto delle famose deroghe sul sostegno, che sono tutte queste cattedre attivate con contratti al 30 giugno di anno in anno, che derivano fondamentalmente dalle vertenze che fanno le famiglie che hanno i figli con una disabilità, che davanti al giudice si fanno riconoscere il diritto a una maggiore copertura di ore e quindi poi queste cattedre non rientrano nel cosiddetto organico di diritto, cioè quei posti su cui si fanno le immissioni in ruolo, però rientrano nelle cattedre in deroga attivate con contratti al 30 giugno. Pensate che quest'anno sono stati più di 60.000 già a settembre i posti in deroga al 30 giugno sul sostegno. E poi ci sono circa 14.000 cattedre di organico di fatto relative alle discipline. Insomma, circa 100.000 i posti liberi in organico di diritto e altrettanti, mettiamo così, quelli liberi che però non sono oggetto di immissioni in ruolo, ma comunque vengono coperti da supplenze lunghe che vanno fino a giugno e fino alla fine dell'anno scolastico. Quali sono le procedure con cui potranno essere coperte queste cattedre? Abbiamo visto che il concorso straordinario è stato fondamentalmente completato, ci sono stati dei ritardi solo nel Lazio, fortunatamente non nelle altre regioni. Ancora sono in corso delle procedure di immissione in ruolo tardive. Poi c'è il concorso STEM, che è il primo concorso STEM che è stato completato anch'esso,
e la fase di assunzioni da GPS prima fascia, che ha prodotto soprattutto nell'ambito del sostegno un numero importante, sono stati circa 12.000 di assunzioni che si trasformeranno dopo la prova finale prevista alla fine dell'anno entro luglio in contratti a tempo indeterminato. Poi ci sono i concorsi che sono adesso in via di svolgimento. L'ordinario della primaria infanzia, che per voi nel Veneto è molto importante, perché chiaramente le graduatorie dello straordinario del 2018 si vanno progressivamente assottigliando, e per coprire le tante cattedre vacanti che ci sono soprattutto alla primaria, questo nuovo concorso ordinario diventa importantissimo. E sono in corso di svolgimento le prove orali. Su questo concorso faccio una piccola chiosa, una piccola parentesi. Guardate, sono circa 30.000 le persone, 31.000 che hanno superato la prova scritta che si è svolta a dicembre e che adesso si stanno misurando con le prove orali. La legge prevede espressamente che le graduatorie possano prevedere al loro interno soltanto i vincitori del concorso. I posti messi a bando sono 12.000. Ora, una volta che questo concorso sarà completato, noi chiederemo con forza che gli idonei possano entrare nelle graduatorie, perché il discorso quale, soprattutto in quelle regioni come ad esempio il Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna, la Toscana, il Piemonte, dove effettivamente la possibilità di assunzioni nel giro di un paio di anni è una possibilità concreta. Sarebbe assurdo che questi colleghi che hanno superato un concorso ordinario poi magari non si collocano in posizione utile anche per una questione di titoli, di punteggio eccetera, e poi debbano ripetere ex novo un nuovo concorso chissà quando per poter avere l'immissione in ruolo, quando adesso lo hanno superato. Quindi per noi il buon senso è che comunque gli idonei possano entrare nella graduatoria, come è avvenuto del resto per i colleghi idonei del concorso STEM, cosa che abbiamo portato a casa appunto col decreto mille proroghe. Quindi è una procedura che stiamo attenzionando, è una imminente prossima proposta di emendamento che faremo come FLC, sarà esattamente questa. Poi c'è il concorso ordinario della secondaria, che è quello le cui prove sono partite ieri e che si continuerà fino al 13 aprile con questo primo calendario di prove scritte, e poi vi sarà chiaramente un altro calendario con le classi di concorso che ancora mancano all'appello e che seguiranno subito, perché il 13 aprile chiaramente ci porta tutti alla vigilia delle vacanze pasquali. Poi c'è il vecchio concorso straordinario abilitante, quello bandito nel 2020 e che, per capirci, quello con i quiz a crocette, ha visto più di 120.000 persone fare domanda di partecipazione, che dovrebbe dal punto di vista della tempistica essere fatto dopo il completamento di questo ordinario che si sta svolgendo adesso. E adesso facciamo un focus sull'ordinario che si sta svolgendo in questi giorni. Sapete che questo concorso è stato modificato dal Sostegni bis e quindi è partito come un concorso che avrebbe dovuto avere addirittura 3 prove scritte, la preselettiva e 2 scritti, e adesso siamo arrivati all'unica prova scritta con i 50 quiz a risposta multipla. Sapete bene che la struttura della prova è quella ormai delineata, i 40 quesiti sulle discipline e sul programma definito nell'allegato A. I programmi non sono mai cambiati di questo concorso sin dal primo momento. 5 quesiti relativi alle competenze in lingua inglese a livello B2 e 5 quesiti relativi alle competenze digitali. Chiaramente per le classi di concorso delle lingue straniere la prova si svolge nella lingua che è oggetto di insegnamento, e sapete anche che per superare la prova bisogna ottenere almeno 70 centesimi. Ogni risposta corretta vale 2 punti, la risposta sbagliata o non data vale 0. Quindi non c'è una penalizzazione per le risposte errate. Stessa struttura anche per il concorso di sostegno, che peraltro si sono svolte le prove di sostegno ieri e oggi e mi dicono che fossero anche abbastanza abbordabili dal punto di vista delle domande da colleghi specializzati che conosco che hanno svolto la prova. Per alcune classi di concorso è prevista anche la prova pratica
è anche quella valutata come la prova orale in centesimi. La prova orale che cos'è? È una simulazione di una lezione. La traccia si estrae 24 ore prima, ci si prepara e poi si va a sostenere la prova. La durata massima è 45 minuti, voto minimo per superare la prova orale 70 centesimi. C'è il colloquio anche in lingua inglese e l'illustrazione anche delle scelte metodologiche e anche dell'uso delle tecnologie didattiche nel corso dell'esposizione di questa attività didattica o unità didattica che dir si voglia. Come vi dicevo, nel caso in cui la materia lo preveda, c'è la prova pratica e il voto della pratica e dell'orale farà media, si sommano e si dividono. Per quanto riguarda quello da portare alla prova scritta, cioè i documenti, a parte il documento di riconoscimento e il codice fiscale, ricordatevi la ricevuta del versamento del contributo di segreteria, che se l'avete perduta la potete scaricare sia se avete fatto il bonifico bancario e sia se avete pagato con PagoPA, quindi il portale dei pagamenti della pubblica amministrazione c'ha una cronologia che vi consente di scaricare in qualsiasi momento, entrate con lo SPID e potete scaricare la ricevuta di versamento. Andatevi a guardare prima della prova, costantemente li stanno aggiornando tutti i giorni, i quadri di riferimento per la valutazione delle prove scritte, perché vengono date indicazioni importanti sui contenuti su cui verteranno le prove. Quindi andatevi a leggere, perché per ogni classe di concorso è importante, vi possono dare dei suggerimenti utili su come, diciamo, le ultime cose da studiare prima di andare a sostenere il concorso, perché vengono pubblicati sempre 10 giorni prima della data in cui si svolgerà la prova scritta. Ora, il voto finale lo sappiamo è espresso in 250esimi, perché sono 100 allo scritto, 100 all'orale e 50 ai titoli. Le graduatorie di merito, come vi dicevo, comprenderanno solo i vincitori e poi il resto, insomma, da sapere che il concorso è abilitante, che questo è un punto importante, cioè chi lo supera, anche se non si dovesse collocare tra i vincitori, consegue comunque l'abilitazione. Il nuovo concorso straordinario è quello per il quale si stava svolgendo la procedura di informativa sindacale poc'anzi. Allora, è un concorso riservato a chi ha almeno 3 anni di servizio nella scuola statale negli ultimi 5, di cui almeno uno nella classe di concorso per la quale si vuole partecipare. Questo nuovo concorso straordinario viene bandito solo per la secondaria di primo e di secondo grado e solo per i posti delle classi di concorso, quindi non è un concorso che riguarda il sostegno. Anche perché per il sostegno, lo sapete benissimo ormai, nella mille proroghe è passata la reiterazione delle assunzioni da GPS prima fascia, ma su questo argomento torneremo. Il concorso straordinario che caratteristiche avrà? È una procedura semplificata. Si svolgerà e si concluderà entro il 15 giugno, quindi come vedete cotto e mangiato, ed è un concorso che prevede solo prova orale. Ci hanno dato appena l'informativa dal Ministero, non c'è un voto minimo per superare questo concorso, che significa che non c'è una soglia, non si può essere bocciati, mettiamola così. Ognuno si collocherà nella graduatoria con il punteggio ottenuto sulla base della prova orale e dei titoli che possiede. Il Ministero prevede che l'estrazione della traccia venga fatta la mattina della prova. Noi stiamo chiedendo, abbiamo molto insistito fino a poco fa, che invece la traccia possa essere estratta 24 ore prima, proprio come avviene anche per il concorso ordinario. Questo chiaramente per aiutare chi dovrà svolgere questa prova e dargli modo di prepararsi bene per la presentazione di questo argomento che viene estratto. Ora, nei prossimi giorni dal Ministero ci faranno sapere se viene accolta questa nostra richiesta. Chi supera questo concorso che fa? Accede a un percorso di formazione, a dire il vero molto breve, sono solo 5 CFU organizzati dalle università, e poi dal 1 settembre prossimo 2022 riceverà un incarico al 31 agosto, farà questa formazione e farà l'anno di prova, e poi al termine, se lo supera, come chiaramente è facile ed è auspicabile che sia, questi colleghi dal 1 settembre 2023 vedranno trasformato il proprio contratto in tempo indeterminato. Sono circa 14.000 posti a livello nazionale che vengono messi a bando, quindi non pochi, tantissimi sulla scuola media, tantissimi anche sulla secondaria di secondo grado,
tutte classi di concorso, e quindi ora nei prossimi giorni vi daremo anche le tabelle per sapere quanti posti vengono banditi nelle diverse regioni. Si stanno facendo in queste, aggiungo un'altra cosa, in questi giorni le domande per il secondo concorso STEM, che scadranno il 16 di marzo, quindi domani, e il secondo concorso STEM, diciamo, è un'articolazione dell'ordinario, quindi poi se avete domande anche su quella, la procedura del concorso STEM è analoga a quella dell'ordinario, scritto con 50 quesiti a risposta multipla, prova orale come vi ho descritto con la simulazione della lezione, valutazione dei titoli. I risultati importanti, almeno quelli che siamo riusciti a ottenere nell'ultimo provvedimento legislativo che è stato approvato, che è stato il milleproroghe, riguardano il fatto di fare inserire nella graduatoria gli idonei del concorso STEM, che da legge precedente erano rimasti fuori nonostante che avessero superato il concorso ordinario, e il fatto che verrà ripetuta anche dal 1 settembre 2022 la fase straordinaria di assunzioni da GPS nell'ambito del sostegno. Ora considerate che nel sostegno avremo dal 1 settembre 27.000 cattedre da coprire, quindi poter ripetere questa nuova fase straordinaria di assunzioni da GPS dà veramente una chance importante a coloro che hanno conseguito la specializzazione per poter entrare in ruolo. Vi ricordo tra l'altro, e questo lo dico anche a tutela dei colleghi che magari lavorano da anni nel sostegno ma non hanno loro malgrado ancora conseguito la specializzazione, vi ricordo che sta per uscire il pacchetto dei posti del 7° ciclo del TFA Sostegno, e che ci saranno molti posti, perché questa volta il Ministero ha avuto un'autorizzazione per 90.000 posti nel TFA Sostegno in un triennio, quindi sicuramente l'offerta formativa, che nel 6° ciclo è stata pari a 22.000 posti a livello nazionale, diventi ancora più importante, e quindi questo vi dà ancora più chance. Vi ricordo che rimane fermo il principio di legge per cui coloro che hanno almeno 3 anni di servizio nel sostegno, se vanno a fare la prova, sono esonerati dalla preselettiva, quindi un aiuto comunque nell'accesso per coloro che lavorano da anni nell'ambito del sostegno. L'altro tentativo che avevamo fatto era quello di rendere questo nuovo concorso straordinario di cui vi parlavo poco fa anche una procedura abilitante per chi magari non lo vince ma lo si colloca in graduatoria, però questa cosa non è stata accolta. Vi informo che in ogni caso noi torneremo a bomba con le prossime norme che saranno discusse in Parlamento, per provare a dare anche una soluzione per tutti coloro che hanno i 3 anni di servizio e risultano idonei. Nel complesso il Ministro ci dovrebbe, speriamo che lo faccia presto, convocare per definire una riforma del reclutamento più complessiva, perché sapete che nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si prevede espressamente che per la scuola secondaria ci sia una riforma del reclutamento incentrata sulla formazione in ingresso, perché ormai è chiaro che il meccanismo dei 24 CFU ha solo mercificato la formazione, ma non rappresenta un percorso solido di accesso all'insegnamento per la secondaria. Considerate che nella primaria la laurea in scienze della formazione, questo ve lo dico per fare un confronto e farvi rendere conto, la laurea in scienze della formazione primaria è una laurea quinquennale a ciclo unico da 300 CFU, con oltre 600 ore di tirocinio tra diretto e indiretto e laboratori di didattica, di insegnamento di tutte le discipline. Quindi capite bene che oggi, mentre il percorso dell'insegnante della scuola primaria e dell'infanzia con questa laurea è ben solido sul piano della preparazione didattica e metodologica, nell'ambito della scuola secondaria una laureata in lettere, in storia, in chimica, in fisica, in quello che vi pare, alla fine non ha delle basi professionalizzanti, perché le competenze didattiche sono frutto soltanto di questi pacchetti da 24 CFU, che però servono più a spennare soldi ai precari che non a dare una preparazione utile poi nell'esercizio della professione. Molto viene fatto
come dire, imparando dal mestiere stesso, ecco, di insegnare, come proprio fanno i precari. È chiaro però che un sistema di questo genere non valorizza la dimensione professionale dell'insegnante. Ecco perché è importante che diciamo anche l'Europa infatti lo dice, dobbiamo riformare questo sistema di reclutamento con percorsi di formazione abilitanti, innanzitutto riservati ai precari che hanno i 3 anni di servizio e poi a tutti, perché anche un neolaureato ha bisogno di quelle competenze professionali se decide di avvicinarsi al mondo della scuola. Per noi un punto qualificante qual è, tra l'altro? Che i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vadano a pagare questa formazione, perché non è giusto scaricare i costi sempre sulle spalle dei precari e dei neolaureati. Quindi non bisogna propinare corsi da 3.000 a 3.500 euro come oggi avviene purtroppo per il TFA sostegno, bisogna che lo Stato si faccia carico dei costi della formazione, perché formarsi, accedere a una formazione anche di tipo professionale è un diritto. Nelle professioni mediche il medico specialista che accede alla scuola di specializzazione dopo la laurea non solo non paga le tasse di iscrizione alla specializzazione, ma viene remunerato mentre studia. La stessa cosa deve avvenire nella scuola. Questa norma esisteva, è stata cancellata purtroppo dal ministro Bussetti nel 2018, bisogna recuperare quelle risorse e restituirle alla scuola e alla formazione, in maniera che coloro che hanno almeno 3 anni di servizio possano formarsi, abilitarsi e entrare in ruolo e poi anche i neolaureati piano piano con questa formazione accedere all'insegnamento. Vengo al tema dei supplenti Covid. Sapete che stiamo aspettando che nel Sostegni Ter trovino la copertura finanziaria. È notizia di oggi che mancano 200 milioni di euro, ne hanno trovati solo 60. Guardate, io ho letto persino che uno dei sottosegretari del Ministero dell'Istruzione, Sasso, lo dico, parla di una proroga al 30 aprile. Per me è ridicolo. I contratti devono essere prorogati fino a giugno. La scuola ha bisogno di questi colleghi. La scuola non può andare con un sistema a singhiozzo e non è giusto neanche dal punto di vista contrattuale tenere queste persone per il collo. Quindi bisogna prorogare i contratti fino a giugno e poi sappiamo benissimo che piano piano questi posti devono essere riassorbiti nell'organico, perché sono dei posti che non è che sono grasso che cola, ma sono veramente il minimo indispensabile che serve alla scuola per funzionare bene. Sull'aggiornamento delle graduatorie abbiamo in ballo 2 procedure. Allora, le domande delle GAE, qua la slide è sbagliata, la devo aggiornare, partiranno il 21 marzo, quindi sono state leggermente spostate in avanti e hanno accolto la richiesta del CSP e dei sindacati, quindi le domande per le GAE andranno dal 21 di marzo. Chiaramente attenzione, perché nelle GAE si può inserire soltanto chi era già iscritto in GAE e poi quei colleghi che magari hanno ancora la vertenza dei diplomati magistrali in corso, ma se ritengono che sia ancora utile, visto che poi alla fine quella vertenza ha avuto e avrà l'esito che tutti conosciamo, no? Quindi fare bene i conti. Per le GPS si parla di fine aprile. È notizia proprio di stanotte che hanno approvato un emendamento che prevede l'aggiornamento delle GPS, sarà un aggiornamento biennale, proprio come avevamo chiesto noi come FLC, quindi di questo siamo molto contenti. E siamo anche contenti che questo nuovo aggiornamento delle graduatorie non avverrà con il nuovo regolamento delle supplenze che conteneva molti punti diciamo discutibili, ma sarà aggiornato con una nuova ordinanza ministeriale, quindi avremo modo magari di provare a chiedere di sistemare alcuni punti, che so, i laureandi in scienze della formazione primaria sarebbero stati esclusi perché prevedevano la cancellazione della seconda fascia GPS primaria infanzia, oppure per esempio prevedevano col nuovo regolamento che chi ha maturato il 3° anno di servizio sul sostegno non potesse iscriversi nella GPS seconda fascia sostegno a meno di non averlo maturato l'anno prima di quello dell'aggiornamento, il 3° anno. Cioè delle norme molto farraginose. Siamo invece contenti che finalmente il Parlamento su questo ha trovato l'accordo e quindi le graduatorie si aggiorneranno con un'ordinanza ministeriale nuova, diversa dal regolamento che ci ha mostrato il Ministero e che speriamo di riuscire a migliorare in tutti gli aspetti che
non andavano bene. L'ultimo passaggio che faccio riguarda la procedura delle nomine informatizzate dei supplenti. Ormai il Ministero ha deciso di procedere con questo meccanismo, diciamo, dell'algoritmo, quindi di nomine gestite coi software, perché chiaramente hanno poco personale anche negli uffici scolastici, quindi per loro questo sistema è una panacea. Però guardate, quest'anno già gliel'abbiamo detto, bisogna correggere tutte le storture del software, il fatto che non consentiva i completamenti, il fatto che non tutte le cattedre erano disponibili sin dal primo turno di nomina, perché come dire, il processo di modernizzazione della pubblica amministrazione lo possiamo anche, come dire, sostenere come sindacato, ma non si deve tradurre nel fatto di calpestare la trasparenza e i diritti dei lavoratori. Quindi utilizzare dei software, utilizzare delle procedure informatizzate si può fare, è un segno, come dire, di normale modernizzazione. È chiaro che come società andiamo in quella direzione, però questo non significa che le procedure devono essere gestite in modo poco trasparente e che le persone poi, dopo anni di lavoro precario, devono essere penalizzate. Questo non deve avvenire. Quindi vigileremo punto per punto affinché quell'algoritmo venga corretto in tutte le sue storture. Ora vi do la parola. Vorrei soltanto aggiungere una cosa e spero che la presentazione si sia vista, insomma, e sentita bene. Vorrei aggiungere una cosa: ci sono tante, come avete visto, questioni che in questo momento si stanno evolvendo rispetto ai temi del precariato, delle assunzioni, dell'aggiornamento delle graduatorie. Guardate, su tutti questi punti, con non poca fatica e con non poca difficoltà, stiamo mantenendo la barra dritta come sindacato, come CGIL, e vi posso assicurare che nel confronto col Ministero questo non è facile, perché ci sono alcune organizzazioni sindacali che sono prone rispetto alle posizioni dell'amministrazione, perché dicono sempre sì, perché pensano che alla fine quello sia il modo con cui migliore relazionarsi, diciamo, filogovernativi con chiunque sia al governo, mettiamola così, ok? Noi rappresentiamo un argine per la tutela dei diritti dei lavoratori su ogni punto, quando si parla di graduatorie, quando si parla di concorsi, su ogni cosa ribadiamo i vostri diritti, il fatto che bisogna tutelarvi. Quindi dateci sostegno, dateci manforte in questa fase, perché non è indifferente votare l'RSU che c'è all'interno della tua scuola, in quanto tu magari tendi a votare quello che conosci perché è un collega bravo, però poi l'esito e il risultato di quell'atto democratico di voto che fai ha delle ricadute anche nazionali nei rapporti di forza col Ministero, e chi la sta spingendo per andare verso soluzioni che sono i percorsi abilitanti, le assunzioni dei precari, l'aggiornamento delle GPS, siamo noi. Non vi nascondo che quando il Ministero, vi faccio questo esempio, a novembre ci aveva chiamato in modo informale per dire che ne pensate se rinviamo l'aggiornamento delle GPS, siamo stati gli unici a dire no, l'aggiornamento si deve fare, non si può rinviare. Perché? Perché non si può dire sì all'amministrazione soltanto per dargli ragione. Poi quando si sono convinti e hanno deciso di aggiornare, tutti sono saliti sul carro dei vincitori, ma in quel momento nelle riunioni chi veramente ha mantenuto la barra dritta anche a costo di dire no e di avere anche momenti, diciamo, conflittuali con l'amministrazione siamo stati noi. Quindi siamo poi riusciti a convincere il capo dipartimento Versari che l'aggiornamento andava fatto, lui l'ha capito, si sarebbe inimicato 700.000 lavoratori che stanno nelle graduatorie, però ecco, queste sono, come dire, le cose concrete che poi tutti i giorni sono il nostro lavoro e sono le cose che facciamo. Quindi mi raccomando, dateci forza, dateci sostegno. Come vedete siamo sempre anche al vostro fianco con assemblee e riunioni per indirizzarvi, per darvi consigli giusti, no? Nei momenti delicati come questi nei quali dovete presentare le domande, fare le cose. Un ultimo appello: l'aggiornamento delle GPS è previsto a fine aprile. In occasione del 2020 del precedente aggiornamento ci sono stati molti errori all'interno delle graduatorie. Le graduatorie erano piene di punteggi sbagliati. Per esperienza, il 99% di quegli errori erano riconducibili a errori nella compilazione delle domande. L'hanno fatti in buona fede le persone, ma era
ad agosto, a cavallo tra luglio e agosto, con solo 15 giorni, la piattaforma che cambiava, le persone hanno dichiarato fischi per fiaschi. Quegli errori poi se li sono portati dietro per 2 anni, con costi onerosi. Fare un ricorso al TAR costa quasi 500 euro per chiedere la correzione di quei punteggi, no? Oppure ne vieni penalizzato. Quindi il mio appello è: non fate l'errore di compilare le domande da soli, magari in fretta e furia, e poi venire da noi a settembre a fiumi e preparare reclami, ricorsi, eccetera, quando ormai è troppo tardi. Venite da noi nella fase della compilazione, quando vi possiamo guidare a farla bene, e nei successivi 2 anni vi trovate un punteggio giusto, corretto e che non vi penalizza nelle graduatorie. Quindi mi raccomando, affidatevi al sindacato, affidatevi alla CGIL, che ha anche la competenza per guidarvi in tutti questi passaggi delicati. Grazie, e a voi. Grazie Manuela, grazie, hai detto proprio una cosa assolutamente corretta, perché purtroppo le segreterie, che non sono state per nulla formate, si sono trovate di fronte a montagne di domande. Allora, chi si è rivolto al sindacato è stato accompagnato e seguito, per cui, ma tutti gli altri, e noi non siamo il sindacato, tra virgolette, di ricorsi, poi se è necessario lo facciamo anche, ma è importante che quel sostegno stia proprio a fianco del bisogno immediato, e quindi il passaggio è assolutamente importante. Allora, volevo dire una cosa a tutti quelli che hanno chiesto le slide. Io chiederò a Manuela Pascarella che me le invii e che poi io le inoltro ai segretari provinciali. E quindi vi ringrazio che avete messo le email. I segretari provinciali, nel momento in cui voi farete la richiesta, mi mandi le slide, successivamente ve le inoltra senza alcun problema. Questo è un passaggio fondamentale, ma Manuela poi le invierà a me e io di conseguenza a Beatrice o anche agli altri. Noi abbiamo 4 richieste di intervento verbale e Michael ha raccolto una serie di quesiti. Allora, partiamo con quanti sono i quesiti, Michael? 5-6 mi pare. Una decina ormai, sono un bel po'. Come volete? Se volete partire allora, dalle mani alzate, io ho preso appunti. Hai preso appunti, oppure possiamo anche leggerli, decidi tu. Io direi diamo intanto la prima parola a Nicolò Casagrande e poi facciamo un quesito, ci alterniamo, va bene? Va benissimo. Vai Nicolò, dove sei? Sì, sono qui. Allora, io sto frequentando ora il TFA sostegno, quindi il 6° ciclo, e insomma il ciclo si conclude in luglio. Se l'aggiornamento GPS è per aprile, cioè noi siamo tagliati fuori? No, assolutamente. Allora, Nicolò, state tranquilli, perché è previsto sempre nell'anno di aggiornamento delle graduatorie la formula con cui gli specializzandi, cioè coloro che stanno frequentando come te il corso, si iscrivono nella graduatoria con riserva. Quindi voi ad aprile dichiarate che state nella domandina, praticamente fate l'iscrizione in prima fascia sostegno dichiarando che state frequentando il corso, poi a luglio si apre la finestra che voi compilerete, dove andate a inserire il voto finale che avete completato il percorso di specializzazione. Quindi sarete in prima fascia GPS e peraltro, grazie all'emendamento che noi abbiamo sostenuto, sarete anche assunti, perché grazie a questa nostra battaglia ci saranno le assunzioni da prima fascia GPS sostegno, e sono sicura che in Veneto vi prenderanno tutti. Quindi ottimo, farete questo anno con il contratto al 31 di agosto, poi la prova finale, e poi verrete assunti a tempo indeterminato. Quindi state tranquilli che ci sarà la finestra, e poi niente, l'unica cosa, venite, chiaramente poi vi aiutiamo per le compilazioni delle domande che sono importanti in quella fase.
Il prossimo anno quindi dovremo poi sostenere alla fine la prova disciplinare, oltre alla verifica, diciamo, dell'anno di prova, oppure Esatto, no? come stanno facendo anche i colleghi quest'anno. Questa prova disciplinare è Perfetto. prevista per legge, c'erano stati dei tentativi tramite emendamento di cancellarla, ma sono stati bocciati. Comunque ti dico anche che stiamo lavorando col Ministero per cercare di rendere questa prova finale più simile possibile, diciamo, al colloquio che si fa col comitato di valutazione dell'anno di prova, cioè agganciare, diciamo, nei contenuti le due cose in maniera da renderla più innocua, più inoffensiva possibile. Perfetto. Domanda, altre due domande se è possibile. Allora, io dovrò svolgere le prove del concorso ordinario in Emilia Romagna, perché appunto un paio di anni fa ero convinto di starli. Se vinco il concorso in Emilia Romagna, io svolgo l'anno di prova lì e poi posso chiedere già subito il trasferimento in Veneto o devo aspettare 3 anni? E allora, guarda, già quest'anno in realtà c'è stata una deroga per i neoassunti che gli ha consentito di fare il trasferimento interprovinciale. Sicuramente, siccome tra l'altro il tema della mobilità è agganciato anche al rinnovo del contratto nazionale di lavoro, noi proveremo attraverso il contratto a rimuovere completamente questo blocco della mobilità. A oggi comunque tu già potresti fare la domanda di trasferimento interprovinciale. Quindi, insomma, solo poi... interprovinciale? Quindi sì, solo no, all'interno? No, anche provinciale. Magari siccome tu mi hai detto Emilia Romagna, io associavo al fatto che tu magari volevi trasferirti in un'altra provincia. La puoi fare sia dentro che fuori della provincia. No, ma io dico Leggo in un'altra regione. Parlavo di... Sì, certo, interprovinciale significa anche da una regione all'altra. Il ok, ho capito. Le domande di trasferimento. Ci diamo un tempo entro le 18 perché poi Manuela Perfetto, grazie. Allora, Cosa dici, facciamo Marta? sapere Leggiamo... i quesiti che ha raccolto. Sì, e poi allora... dopo 2 quesiti diamo la parola a Emanuela Ercole. Vai Michael. Benissimo, intanto ne approfitto per salutare Manuela e tutte e tutti i presenti. La prima domanda in chat è di Massimiliano D'Urso, che chiede: vorrei, se posso, porre un quesito in merito alla prova disciplinare relativa alle immissioni in ruolo da GPS. Ci sarà? Se sì, come sarà concretamente articolata? Allora, la prova, lo stavo accennando prima, no? Questo tema è prevista per legge perché è prevista dal decreto legge 73, il cosiddetto sostegni bis. Sono stati fatti dei tentativi in legge di bilancio tramite emendamento di cancellare quella prova, ma quella prova oggi è prevista per legge. E tra l'altro proprio la settimana scorsa sono andata a parlare al Ministero del Capo Dipartimento e mi diceva che è molto difficile che venga cancellata perché se finora quegli emendamenti che anche loro come Ministero avevano sostenuto sono stati cassati da Palazzo Chigi, è perché evidentemente c'è una resistenza. Oltretutto riflettete anche su un punto, che avendo ottenuto adesso la proroga delle assunzioni straordinarie da GPS prima fascia anche per l'anno prossimo, mettere diciamo in discussione quella prova significa metterla per chi oggi ha completato il percorso, ma anche per chi lo farà l'anno venturo, quindi la resistenza insomma del governo su questo, tra virgolette, è ancora più forte. Però abbiamo avviato delle interlocuzioni col Ministero perché il decreto 232, che è quello che regolamenta questa prova, prevede che ci sia una commissione nazionale che definisca i quadri di valutazione e le indicazioni per lo svolgimento di questa prova stessa. Quindi cosa abbiamo chiesto al Ministero? Di fare in modo che il lavoro svolto da questa commissione nazionale vada nella direzione di ricalcare passo dopo passo tutti i passaggi che sono quelli che voi svolgete nel percorso di formazione e prova.
ci abbiamo dato questo tipo di suggerimento: il bilancio delle competenze, no? Il portfolio, il progetto, insomma fare in modo che ci sia un legame, una connessione fortissima tra quella che è, diciamo, la prova, il colloquio che voi sostenete col comitato di valutazione interno, anche se poi è presente anche un esterno, e poi quello che sosterrete con questa commissione. Quindi ci stiamo muovendo in questa direzione. Ovviamente sono tutte interlocuzioni informali, quindi adesso non c'è nulla di scritto, però stiamo cercando, come vi provavo a dire prima, proprio a far sì che venga neutralizzata la portata selettiva di quella procedura, perché sarebbe assurdo, e su questo hanno convenuto al Ministero, che degli specializzati che possiamo finalmente mettere in ruolo e garantire che diano continuità didattica, invece li bocciamo per poi magari dare il posto a supplenza a uno che manca il titolo, no? Quindi hanno riconosciuto al Ministero che bisogna lavorare perché non ci siano sorprese con questa prova. Quindi ve la sto dicendo così, nel modo più chiaro che posso. Non posso sbilanciarmi di più perché sono interlocuzioni informali, quindi non posso dire di più, però stiamo lavorando per andare verso la massima semplificazione. Aggiungo una cosa: per gli assunti GPS prima fascia che avete il contratto al 31 agosto, stiamo anche chiedendo che questa prova venga un po' anticipata come tempistica, perché vorremmo che voi poteste anche rientrare nelle assegnazioni provvisorie, e stiamo lavorando anche su quest'altro aspetto. C'è un precedente, che è quello dei colleghi che avevano fatto il terzo anno FIT, anche loro all'epoca col contratto al 31 agosto, e quindi stiamo lavorando in questa direzione per farvi ottenere anche le assegnazioni provvisorie. Allora, poi ci sono, Manuele, tutta una serie di domande, tipo Camilla, che poi ho visto che ha alzato le mani, Angelica, Sonia, sui calendari. Allora, per fare brevemente, tu hai già detto che non tutte le classi di concorso sono già state calendarizzate, dobbiamo aspettare il nuovo calendario. Poi a Camilla ed altri, parlo soprattutto, vedo che ci sono molti di Verona, che hanno bisogno di vedere, non vi preoccupate che magari scrivetemi e perché chiede il calendario di quella classe di concorso. Poi, come dire, le questioni individuali le affrontiamo individualmente. Mentre, Emanuele, una domanda alla quale io non saprei rispondere, ti chiedo, te sicuramente sì. Michela chiede: si può ripetere il concorso ordinario sulla stessa classe di concorso? Perché Michela è vincitrice di concorso, è stata assunta in altra provincia, eccetera, eccetera. Sì, lo può fare tranquillamente, non c'è nessun divieto, quindi potete tranquillamente farlo senza problemi. Bene, diamo la parola a Emanuela Ercole. Manuela, ci sei? Sì, buonasera. Allora, velocemente, perché prima avevo l'audio che andava e veniva. Per quanto riguarda il concorso ordinario che faremo adesso, mi è sfuggito un particolare. Se passiamo lo scritto, l'orale, ho capito bene, sarà praticamente, dovremo dimostrare, fare una lezione dimostrativa e ci verrà comunicato, cioè non so dove lo vediamo, cosa dover preparare per quella lezione 24 ore prima, se ho capito bene. Allora, l'orale si svolge così, Emanuela, c'è praticamente si chiama progettazione di un'attività didattica, ok? E questa progettazione di un'attività didattica dovrà seguire le indicazioni fornite in una traccia, ok? Ok. La traccia è elaborata dalla commissione, la commissione regionale che diciamo gestisce il concorso. Chi supera la prova scritta entrerà, quindi intanto l'esito della prova scritta ce l'hai perché essendo una prova computer based, esatto, al momento subito saprai il voto. Se è pari o superiore a 70 vuol dire che sei passata. Dopodiché l'USR, cioè l'ufficio scolastico regionale del Veneto in questo caso, pubblicherà un avviso con il calendario per tutte le classi del corso. Lì è molto importante che voi seguiate costantemente la pagina dell'USR dedicata al concorso, dove vengono pubblicati tutti gli avvisi, che la A19 farà la prova, inizia il calendario dal 14 aprile e così via, per tutte le casi. Ognuno, ovviamente ogni persona troverà il proprio nominativo con la convocazione. Devi andare
nel giorno e nella data in cui sei convocata per l'estrazione della traccia e poi il giorno dopo per sostenere la prova. Ok. Quindi in quelle 24 ore puoi approfondire quell'argomento, quella cosa e predisporre l'intervento. Di solito si fa anche un PowerPoint o comunque si utilizzano anche questi strumenti che ti aiutano e ti supportano nella predisposizione di questa lezione simulata, mettiamola così, ok? Ok. E invece per quanto riguarda lo straordinario, dicevi che sarà solo un colloquio orale. Solo colloquio orale. Chiaramente lo straordinario è riservato a chi ha i 3 anni Sì, di sì. servizio nella scuola negli Certo. ultimi 5. Sì, no. E anche lì l'argomento viene scelto il giorno prima? Allora, no, nel senso che oggi c'è stata illustrata la bozza di regolamento concorsuale, quindi ancora non è ufficiale. Siccome il Ministero prevede l'estrazione al momento, che significa ok. chiaramente che tu tiri fuori e Sì, dal cappello, sì. Ecco, perché come dire, qui per legge si parla di una prova disciplinare. Ok. Quindi loro dicono non si tratta neanche di simulare una lezione. Allora siamo noi che abbiamo fatto questa richiesta come sindacato, abbiamo detto in analogia al concorso ordinario potete modificare questa cosa e consentire che i colleghi estraggano 24 ore prima la traccia in maniera da fare una, diciamo, si può chiaramente la prova può mantenere la natura disciplinare, Sì. però questo aiuterebbe i colleghi nell'affrontarla, insomma. Quindi devo dire che qualche segnale di apertura c'è stato, adesso vediamo perché nei prossimi giorni ci faranno sapere. Okay? E l'ultima cosa, lo straordinario è solamente abilitante? Cioè se passo lo straordinario No, o solo il concorso straordinario bis è un concorso finalizzato solo all'immissione in ruolo, non ha natura abilitante. Ok. Quindi chi vince non c'è un voto minimo. Ok. Sono banditi 10 posti, se rientri Sì. nei primi 10 entri, fai la formazione e poi vieni immesso in ruolo. Benissimo, grazie mille. Buona. Michael, fai tu un riassunto Sì. e poi Ok, diamo la allora parola a Mauro. alcune domande, Manuela, riguardano il servizio necessario per il concorso straordinario. Nello specifico Luca chiede, per lo straordinario vale quest'anno come servizio per raggiungere i 3 anni? Sì, ovviamente bisogna avere però raggiunto i 180 giorni di servizio entro i termini fissati dal bando. Ora ci dicono più o meno entro massimo un mese vorrebbero fissare, diciamo, avviare le procedure, ecco, dal Ministero, ok? Quindi è chiaro, qua chi ha iniziato a lavorare a settembre è già a posto, chi ha iniziato più tardi bisogna vedere se entro i termini raggiungerà i 180 giorni di servizio, però ecco, più o meno diciamo che ce la dovreste fare, secondo me. Ma la domanda quando si può fare? La domanda dovrà uscire la data nel bando, ancora non lo sappiamo. Noi adesso stiamo discutendo col Ministero il regolamento del concorso. Considerate che ci hanno dato l'informativa, quindi nei prossimi giorni continuerà il confronto e ci faranno sapere cosa accolgono delle nostre richieste. A quel punto poi loro trasmetteranno la bozza di regolamento modificata a secondo delle cose che hanno recepito al CSP, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Il CSP ha 7 giorni per pronunciarsi, quindi poi loro decideranno a quel punto cosa accogliere delle richieste del CSP e da ultimo pubblicheranno il regolamento. Una volta che hanno pubblicato il regolamento, poi dovranno definire i posti e il bando. Quindi, gira e volta, passerà un mesetto, ok Luca? Grazie. Nell'ipotesi più favorevole, vero, passerà un mese. Vabbè, io sono un inguaribile ottimista. Brava, bravissima, condivido appieno. Mauro, hai ancora tu? Vuoi Michael? Come diamo volete, la parola a Mauro. sentiamo Mauro. Sì, salve. Mauro? Io sono in graduatoria dello straordinario, quello che si è concluso a giugno. Mi domandavo quali possibilità di assunzioni a questo punto ci sono da quello, perché l'anno scorso in realtà nella mia classe di concorso hanno esaurito prima quella del 2018, assumendo ovviamente una quantità
perché hanno cercato di assumere tutti quelli che c'erano lì dentro. Certo, E quindi certo. mi domando se faranno lo stesso con la graduatoria dello straordinario che, come dire, che è terminata a giugno. Io adesso farò ovviamente anche tutto il resto, però la domanda è: Guarda che possibilità Mauro, ci io la vedo sono di essere dura che assunti da lì? io la vedo dura che l'ordinario possa essere completato entro luglio, perché i termini entro cui completare il concorso e avere le graduatorie pronte per fare le assunzioni è luglio. Okay? Perché ora in questi anni stanno anticipando dal Ministero, ok? Non si fanno più ad agosto le immissioni in ruolo, si faranno già a luglio. Quindi questo significa che o l'ordinario è completato oppure la graduatoria dove sei tu sarà l'unica dalla quale poter fare immissioni in ruolo, quindi la vedo molto bene. Grazie. Bene. Michaela, hai qualche altro quesito? Se no, Tobia, Sì. lì vedo con la Sì. telecamera accesa. Come volete, o ci alterniamo, vedo che ci sono anche tante No, mani. no, allora vai Ci Michael. alterniamo. Allora, Poi Emanuela, Tobia. una domanda era sull'inglese, perché Alessandra chiede: per la prova orale del concorso ordinario in corso si presenta una lezione. Non ho capito se per tutte le classi di insegnamento bisogna esporre anche in inglese. Non è che devi esporre in inglese, è che c'è un esperto di lingua che di solito affianca la commissione, che spesso non ha le competenze per fare il colloquio a livello B2, e quindi in quella sede tu interloquirai con questo, diciamo, esperto di lingue, con questo commissario o commissaria, anche per dimostrare le tue competenze linguistiche. Ti faranno delle domande che possono afferire la didattica, possono afferire la tua vita, insomma, devi dimostrare di sapere comprendere e produrre oralmente, diciamo, la lingua, almeno a un livello B2. Bene, Tobia. Tobia, vai. Buonasera a tutti. Io ho una domanda un po' particolare. Io sono un sissato abilitato con la SIS numero 7. Ho lavorato un pochino, poi invece ho fatto un altro percorso lavorativo e quindi sono stato escluso dalle graduatorie. Non ho fatto più la domanda di riammissione. Se non ho ben capito... Falla Esatto. subito, entro il Ma se 4 no- aprile. Ok, allora quindi io rientro in uno di quei casi in cui adesso posso reinserirmi nelle graduatorie, Sì, perché giusto? devi sapere, Tobia, che un paio di anni fa abbiamo fatto dei ricorsi in Molise e in Sardegna, la FLC, di persone che erano state escluse dalle GAE perché si erano dimenticate di fare Sì. l'aggiornamento oppure perché magari erano state impossibilitate. C'è stato pure un caso di una malata oncologica, insomma, a Cagliari. Fatto sta che l'abbiamo vinti, a seguito di quei ricorsi adesso hanno previsto che si possano reinserire le persone Ok. che non avevano fatto un aggiornamento. Quindi rimettiti tu subito in GAE, perché chiaramente da lì puoi avere anche l'immissione in ruolo. Ok, perfetto. Grazie mille, gentilissimi. Ecco. Michael, vai. Allora Marco ci chiede, Emanuela, di ripetere sia informazioni sui programmi, poi la questione dei 10 giorni prima. Tu avevi ben spiegato che 10 giorni prima viene pubblicata la griglia di valutazione. Forse è da Sì. chiarire la differenza tra i programmi e la griglia. Mi interpreto Allora, così. i programmi ministeriali sono quelli relativi ai contenuti su cui si svolge il concorso, ok? Li trovate sulla pagina del MIUR dedicata al concorso, anche sul nostro sito nazionale c'è uno speciale dedicato al concorso ordinario. C'è questo famoso allegato A, che poi peraltro è lo stesso dal 2020, da quando il concorso è stato bandito, non è mai cambiato l'allegato A, che contiene i programmi appunto del concorso. Scusate che sospiro perché il mio telefono da quando è iniziato l'assemblea non si è fermato un minuto. Va bene. Però a parte i programmi c'è parallelamente viene pubblicata 10 giorni prima di ogni prova relativa a quella classe di concorso i quadri di valutazione della prova scritta. Allora, questi quadri che cosa contengono? Contengono delle indicazioni molto precise sui contenuti della prova scritta, ok? Quindi non sono tanto come si valuta, perché diciamo la prova scritta sapete che è a quiz, quindi o la risposta è giusta o è sbagliata, è un automatismo del sistema informatico, no? Come si valuta. Però contengono le indicazioni sui contenuti delle prove. Ora noi li stiamo pubblicando questi quadri via via che vengono appunto, scusate la ripetizione, pubblicati dal Ministero. Li stiamo mettendo sempre sul nostro sito.
li potete comunque trovare sia sul sito del Ministero dell'Istruzione che sul sito FLC. Se fate una ricerca con Google è facile, ora se riesco ve li posto in chat. Quadri, riferimento, valutazione, prova scritta, ok? Concorso ordinario. Bene, Camilla Rizzati. Abbiamo ancora 6 interventi, quindi Camilla, accendi il microfono. Mi sentite? Sì, grazie. Sì. In parte già mi ha risposto gentilmente per la calendarizzazione. Comunque è sempre bene tenere presente l'USR che pubblica magari anche a livello locale, perché a me hanno assegnato un'altra regione che è la Lombardia. Quindi Sì. bene tenere conto anche di questa calendarizzazione. Poi vi volevo chiedere anche quest'altra domanda. Siccome prima si parlava della nuova procedura straordinaria con il requisito dei 3 anni di servizio eccetera, dicevo, io però attualmente mi sono iscritta al concorso ordinario, quello che è stato aperto nel 2020. Se per caso questa procedura, diciamo, non risultasse vincitrice, sarà possibile presentare un'altra istanza, diciamo, perché si diceva di non essere iscritti già contemporaneamente, mi pareva di vedere le vostre slide, di non essere già iscritti ad un percorso. È corretto? Allora, Camilla, tu hai 3 anni di servizio nella scuola statale, allora tu potrai fare domanda anche per lo straordinario, a prescindere dall'esito dell'ordinario, esatto, ok? Quindi le due cose non si escludono a vicenda, assolutamente, ok? Sì, ci sono solo dei termini diversi di presentazione e di sì, tu adesso farai la prova scritta dell'ordinario e poi ti auguro di superarla e andare avanti. Sì. Mi confermate comunque la regione, diciamo, che mi è stata assegnata nel 2020 sarà quella in cui adesso io vado a sostenere le prove? Allora, la prova scritta la si sostiene nella regione per la quale si è fatta la domanda di partecipazione al concorso, ok? Quindi se tu hai fatto domanda per partecipare al concorso, che ne so, in Veneto, farai lo scritto in Veneto. Se hai fatto domanda per partecipare al concorso in Lombardia, farai lo scritto in Lombardia. Diverso per la prova orale, perché per la prova orale ci sono le aggregazioni interregionali, si chiamano, cioè nelle classi di concorso dove c'erano pochi posti e pochi candidati, ci sono delle regioni che sono affidatarie della procedura, che la gestiscono anche per le regioni limitrofe. Se nel tuo caso è la Lombardia, per l'orale dovrai recarti lì. Poi queste cose vieni che in sede di consulenza le verifichiamo e ti diamo tutte le indicazioni. Sì, ho capito. Quindi Michele, hai altre domande? Sì, ho una domanda un po' delicata, Manuela, nel senso che Alessandra chiede se nel caso in cui una persona ricevesse l'invalidità civile dopo essersi iscritta al percorso ordinario, può comunicarlo? No, purtroppo l'invalidità civile, quindi il diritto alla riserva, la devi dichiarare all'atto di iscrizione al concorso. Come tutto nel momento in cui è scaduto il bando non si può più modificare la domanda, insomma. Purtroppo no, purtroppo no. Potrà spenderla eventualmente per una scelta poi successivamente, giusto? Sì, se ha anche la 104, se ha anche la 104 oppure rientra nelle categorie protette tipo ipovedenti. Esatto. No? Posso fare una domanda? Grazie, scusate, sono Alessandra che era per l'invalidità, grazie, avevo alzato la mano ma visto che mi avete risposto, grazie, arrivederci. Prego. Posso fare una domanda rapidamente? Rapidamente, aspetti il tuo turno, Paolo. Sì, va bene. Ne abbiamo 4, adesso tocca a Giovanna. Ah, ok, scusa. Sì, sono Giovanna, buonasera. Vai. Non so se ho sentito bene perché qui ci sono problemi di audio. Volevo solo una conferma. Il neolaureato si può inserire nelle prossime GPS, vero? Certo, ovviamente deve avere i 24 CFU. I 24 CFU. I titoli che può aver acquisito con i corsi, quelli lì che vengono proposti anche un po' da voi, valgono ancora per le prossime graduatorie? Sapete qualcosa? Allora, se ti riferisci a titoli culturali come master, corsi, corsetti, noi non promuoviamo niente come CGIL. Ecco, questo proprio tanto per sgombrare il campo e fare pulizia. Ci sono tanti enti che sono, come dire, spuntati come i funghi in questi anni, che si occupano di formazione,
che hanno capito chiaramente che c'è un business, no, dietro l'acquisizione di questi titoli e che promuovono questi corsi a IOSA. A oggi le tabelle di valutazione rimangono quelle, quindi il concetto è: se hai fatto un corso che nella costituzione delle GPS nel 2020 valeva 2 punti, stai tranquilla che quei 2 punti intanto non te li toglierà nessuno. Se l'hai fatto ora in questo biennio, li potrai tranquillamente inserire. Mi raccomando però che quando scegliete i corsi fate sempre attenzione a consultare le tabelle delle graduatorie, perché se no rischiate di pagare per delle robe che poi non danno punteggio. Certo. Michela, hai altre domande? Sì, un'altra domanda, no. Manuela, sul C2, però non so come interpretare, nel senso Leone chiede: l'attestato C2 rilasciato dalla British College Online, noi non vogliamo fare pubblicità, però sarà valido anche per il nuovo aggiornamento GPS? Guardate, c'è un elenco ministeriale degli enti che sono accreditati al rilascio delle certificazioni di lingua inglese e quindi poi quelli sono accreditati e bisogna verificare. Ora io adesso non lo so francamente se il British College Online rientra nella fattispecie, dovrei farmi una ricerchina e poi chiederlo al collega, insomma. Però sì, bisogna consultare questo elenco e vedere se rientra. Magari a volte alcuni soggetti formatori sono anche associati tra di loro, capito? Magari uno è associato a quello che ha l'autorizzazione, quando poi ti rilasciano il certificato tu vedi che l'ente che ha riconosciuto è quello effettivamente accreditato. Irene Coccato, ci sei? Irene? Sì, ci sono. Buongiorno. E avevo bisogno di un'informazione. Se si risulta positivi al Covid nella data in cui c'è il concorso, c'è la possibilità di una prova suppletiva? Allora, in questo momento no, il Ministero non ha previsto prove suppletive. Noi però in occasione sia del concorso straordinario che dell'ordinario primaria infanzia abbiamo fatto mandare alle persone che hanno avuto il Covid loro malgrado e non hanno potuto sostenere la prova, abbiamo fatto mandare un'istanza con la quale chiedevano prove suppletive e gli abbiamo fatto un ricorso al TAR, patrocinato oltretutto proprio gratuitamente o quasi. Questo ricorso ha avuto per tutti esito favorevole. Quindi finora tutti i nostri ricorrenti che avevano ovviamente la certificazione, noi lo verifichiamo prima di avviare il ricorso, la certificazione medica, no? Attestante o la condizione di essere sottoposti a quarantena o di essere positivi, allora abbiamo dato loro la tutela legale e hanno avuto le prove suppletive. Ok, ottimo, grazie. Grazie Irene. Michele, hai qualche altra domanda? Sì, domande ce ne sono ancora. Sì, vai. Allora, a parte Maria Teresa che si è collegata più tardi e chiedeva sul concorso ordinario infanzia e primaria di cui abbiamo già parlato, ribadisco quello che ha detto prima Marta Viotto, la segretaria regionale, che i vari segretari provinciali hanno scusate, le diapositive, le slide, per cui potete chiederle, vi verranno date. Più che altro Simona Manuela ci chiede sull'aggiornamento delle GAE se riguarderà anche la secondaria di secondo grado nell'ordine di chiamata per le docenze precedono la prima fascia. Sì, certo, anche la secondaria di secondo grado e le GAE precedono sempre, sia come supplenze che come immissioni in ruolo non precedono, però hanno una quota di posti riservata, insomma, quindi anche alle GAE il 50% dei posti del contingente vanno alle GAE, poi nella secondaria sono quasi esaurite dappertutto ormai, no? Bene, Paola Piccolo. Buongiorno a tutti, sono Paola. Volevo fare una domanda. Nel 2020 io ho fatto domande di inserimento di supplenza delle GPS della scuola primaria di prima fascia. Io sono anche vincitrice di concorso. Quando ci sarà l'aggiornamento
di queste graduatorie? Perché io ho visto Adesso, anche... nella seconda metà di aprile, le GPS, lo stavamo dicendo prima. Sì, allora mi era sfuggito, perché il decreto ministeriale 60 parla di aggiornamento graduatorio, esaurimento e graduatorio di prima fascia dal 21 marzo al 4 aprile. No, queste sono le GAE, Paola, non ti confondere, le GAE. Ah, ok, solo GAE queste. Esatto. Ok, perfetto. Le Invece GPS verranno aggiornate adesso, sempre nelle prossime, diciamo, nei prossimi mesi, ma le date ancora non sono uscite. Perfetto. Benissimo. Okay. Grazie. Allora, passo a una domanda in chat, a parte una domanda di Stefano sul, diciamo così, consiglio per gli enti dove eseguire certificazioni informatiche. Credo, Manuela, che noi siamo poi in difficoltà a consigliare enti di formazione, di certificazione, per cui facciamo un po' fatica. E Maria invece ci chiede: chi dopo aver fatto il TFA sostegno e conseguito abilitazione nel corrente anno sta sostenendo l'anno di prova, deve aggiornare il GPS sulle altre classi di concorso? Sì, teoricamente lo puoi fare, anche se per legge è previsto che per 3 anni non si possa usufruire dell'articolo 36, perché di solito il personale di ruolo può usufruire l'articolo del 36 del contratto nazionale se vuole lavorare con un'altra classe di concorso. Senti, se ti interessa fallo, tanto che ne sai, non ti costa nulla, fallo. Poi se vuoi proseguire il tuo percorso di ruolo, eccetera, chiaramente semplicemente non parteciperai alle operazioni di nomina dei supplenti, ecco, tutto qui, insomma. Allora, non so se Marta in questo momento è occupata, per cui darei io la parola. No. Prego Marta. Se no diamo la parola a Giovanni Morando. Buongiorno. Sì, ci sono. Allora, stavo cercando di partecipare al nuovo concorso binario STEM che scade domani. Classe di concorso fisica e matematica non c'è in Veneto, devo iscrivermi per l'Emilia Romagna e in caso poi si concluda positivamente, cosa succede? Poi se si conclude positivamente verrai assunto in ruolo in Emilia Romagna e poi dopo quell'anno che farai è previsto che tu possa fare domanda di trasferimento e quindi ritornare comunque in Veneto. Quindi Considera inoltre, Giovanni, che comunque il concorso è anche abilitante, quindi pure se tu poi non volessi, diciamo, accettare il ruolo, comunque ti abiliti e puoi andare in GPS prima fascia. Io ti consiglio comunque di tentarlo. Grazie. Prego, ma tu puoi insegnare solo la 27 fisica e matematica, non hai? No, io sono già di ruolo in matematica. Ah, ecco, lo vuoi fare ai fini abilitanti, allora sì, fallo in Emilia. E poi quindi con l'abilitazione entrare nelle GPS. Fai un passaggio, fai una... Ma non hai bisogno, no, se sei di ruolo tu fai un trasferimento, un passaggio di classe di concorso, capito? Grazie. Michele? Allora, in chat è molto bello perché c'è anche una forma di mutuo soccorso. Cinzia domanda sulle classi di concorso mancanti, Marco risponde dovrebbero uscire dopo il 13 aprile. Quindi, come dire, si è anche innestato questo meccanismo per cui domande e risposte in chat. Perfetto, per cui, come dire, comunque abbiamo già detto dobbiamo aspettare. Mentre Emanuela c'è chi prima del 13 aprile, però ancora non sono uscite. Considerate che uscirà l'avviso in Gazzetta e poi il Ministero pubblicherà il nuovo calendario. Non abbiate fretta perché avete solo qualche giorno in più per studiare. Esatto. No panic. Non è il caso di avere troppa ansia. Bene, no, più che altro, Manuela, Maria chiede sui contratti Covid e personale ATA, chiede della proroga. Nota dolente, ragazzi. Allora è quel discorso che facevo prima. Sembra che nel Sostegni Ter, dove hanno messo soldi per tutti, no? Manchino circa 140 milioni di euro all'appello perché ne hanno recuperati 60 e servono in tutto 200 circa per fare le proroghe fino a giugno. So che c'è un momento di forte tensione in questo momento.
Ragazzi, la situazione è brutta perché il Ministero dell'Istruzione sembra un ministero sotto tutela del MEF. Ho letto che addirittura, vi dicevo, il sottosegretario Sasso parlava di una proroga di 1 mese ad aprile. Io trovo che questa soluzione sia ridicola. Secondo me le proroghe vanno disposte fino a giugno. Noi ci stiamo battendo, abbiamo presentato anche un emendamento in questo senso. E io non escludo che se non vengono fuori questi soldi si debba anche fare qualche iniziativa, qualche presidio, qualcosa, perché, come dire, è assurdo, cioè dovete arrivare fino a giugno, sia per maturare, tra l'altro personale ATA è preziosissimo questo servizio, perché se raggiungete i 24 mesi, voi dall'anno dopo vi potete inserire nelle graduatorie provinciali 24 mesi che vi danno anche l'assunzione, quindi come dire, quelle opportunità di lavoro che si sono venute a creare in questi anni con i contratti Covid sono preziose da tanti punti di vista. Quindi, guarda, quello che ti posso dire è che noi in questo momento stiamo costantemente, cioè Francesco che sta sentendo a Bianchi, Anna Maria che è scatenata, io che sto prestando la Ghizzoni, stiamo facendo di tutto. Però se la politica non dovesse risponderci, chiaramente ci toccherà anche dare un segnale di mobilitazione. Spero che non ci sia bisogno, ma non possiamo fare che questo, ecco. I tempi sono duri. Massimo D'Antona, ci sei Massimo? Matteo, ci sono. Matteo. Sì. Buonasera a tutti. Allora, io mi sono iscritto al concorso ordinario secondaria sia di primo che di secondo grado con 2 classi di concorso diverse. Volevo un chiarimento riguardo alle prove pratiche, perché entrambe le mie prove delle classi di concorso hanno una prova pratica tra lo scritto e l'orale. Sì. Diciamo che si evince che magari ci sono alcune indicazioni sul tipo di tecnica che verrà sorteggiata a sorte, praticamente sono materie artistiche e grafico-artistiche. Non è ben chiaro, da come è stato posto sulla descrizione di queste prove pratiche, sembra quasi un esame di Stato, in cui praticamente ci sarà una prova creativa in cui poi in base alle scelte di materiale o di realizzazione poi bisogna anche fare una relazione per motivare queste scelte. Ecco, Sì. io ho un dubbio in questo senso anche poi come si lega alla fase successiva della parte orale in cui bisogna preparare una lezione, appunto, se c'è una connessione o se sono prove proprio distaccate l'una dall'altra. Sono prove anche in termini di indipendenti, sono tempistica. prove indipendenti. Le Ah, prove ok, dalle ok. altre. Sono prove indipendenti. Nella prova orale tu sorteggerai la traccia 24 ore prima e simulerai la progettazione di un'attività didattica, ok? Secondo le indicazioni fornite nella traccia. Poi successivamente sosterrai la prova pratica e la prova pratica non prevede il sorteggio 24 ore prima, l'argomento viene sorteggiato al momento e lì dovrai misurarti con la prova pratica stessa, secondo i contenuti indicati nel programma, l'allegato A. Ok, quindi serve per dimostrare un'altra volta le competenze da un punto di vista proprio fattivo, laboratoriale. Fattivo, quasi, esattamente, ecco. esattamente, Perfetto. certo, laboratoriale. Grazie bravo. mille. Prego. Michael, tu hai... Un'altra domanda dalla chat. Allora, una è già risposto, Manuela, perché tu hai detto che possono partecipare alle prossime inserimento GPS anche i neolaureati, l'hai già detto. Certo, Mentre certo, il anche per nuovo questo ci TFA, siamo battuti per l'aggiornamento. Sì. esattamente, tu l'hai ben specificato prima. Ci domandano, Sonia, sul nuovo TFA. Sì, il prossimo TFA sostegno, il 7° ciclo, guarda, adesso ancora non sappiamo i posti. Considerate che gli Atenei avrebbero dovuto comunicare al Ministero le disponibilità entro il 24 gennaio, ancora stiamo aspettando. Però io penso che da qui a qualche settimana noi avremo il quadro praticamente delle disponibilità. Ora, siccome nell'ultimo ciclo, il 6º, sono stati attivati 22.000 posti, ok? Nel 7° ciclo però l'autorizzazione di posti attivabili dal MEF è più alta perché sono stati autorizzati 90.000 posti in un triennio, lo dicevo prima. Ragion per cui, ora io non so se matematicamente faranno 30, 30 e 30, perché dipende dalla capacità formativa che comunicano gli Atenei, no? Sapete che c'è sempre un po' questo braccio di ferro.
Però sicuramente mi aspetto che i posti disponibili aumentino. Poi ora vi dico una cosa. Io spero che anche le università statali, magari su questo provate a sentire anche a Padova, a Venezia, possano attivare più posti, perché qual è il discorso? Che se no solo gli atenei privati fanno la parte del leone ogni volta, no? Nelle regioni dove questi atenei sono molto forti, tipo il Lazio, la Campania, la Sicilia. Quindi bisogna provare anche a fare un po' di pressione sull'Università di Padova. Sì. Ah, ecco, vedi. No, abbiamo fatto degli incontri proprio per sollecitare una maggiore apertura a questi numeri, ma anche con dei tavoli, ma comunque ci viene riferito che quei numeri vengono assegnati dal Ministero. Adesso capire esattamente dove stia l'inghippo e la volontà da parte delle università a richiedere maggiore apertura rispetto anche agli organici di cui sono in possesso, perché anche loro rivendicano poi questo problema. Però credo che ci sia anche un interesse altro nel sostenere piuttosto altri corsi che questo, dove noi abbiamo difficoltà sia per perché Padova che evidentemente loro come per una ateneo parte a puntano Verona. su altri, esatto, è proprio quello. Evidentemente loro come ateneo puntano più su altri corsi di studi, ingegneria, altre facoltà, medicina, no? Che evidentemente attraggono di più, per loro sono più allettanti, insomma, quindi... Sì. Dario De Ronc, ci sei Dario? Sì, buonasera. Allora, premetto, sono un docente ITP che ha più di 3 anni di servizio e fondamentalmente devo farvi delle domande sui concorsi, quello ordinario e quello straordinario, in particolar modo quello straordinario, perché ho capito che la cosa è ancora in divenire e non siamo ancora in una situazione a bocce ferme, quindi capisco che ci sono delle domande a cui non si può rispondere attualmente. Però mi chiedevo, il tema dei 24 CFU che interessa a diversi altri colleghi, io come tanti altri non siamo soggetti per il GPS in quanto abbiamo già servizio, siamo già stati inseriti da parecchi anni. Per i concorsi sono richiesti sia quello ordinario che quello straordinario o solo per uno dei due che si sappia attualmente? Per l'ordinario sono richiesti, ma tanto l'ordinario adesso non è bandito, cioè quello che si sta svolgendo è l'ordinario bandito nel 2020, quindi non sono previste nuove domande. Invece per quanto riguarda lo straordinario, no, non è fatta richiesta di avere i 24 CFU. E nemmeno in un momento successivo allo svolgimento del corso, perché anche questa è una cosa che non era chiara nei concorsi. Questo concorso straordinario ha una struttura particolare, prevede questa prova orale, no? Che si deve svolgere entro il 15 giugno. Chi la supera e risulterà vincitore, no? Quindi collocato in posizione utile in graduatoria, accederà a un percorso di formazione l'anno prossimo durante il contratto che avrà sino al 31 agosto. Dovrà fare l'anno di formazione e prove, in più un corso di formazione con l'università da soli 5 CFU. Quindi questa è l'unica cosa che è prevista in questa procedura concorsuale. Per cui i 24 CFU, per tornare alla domanda, non sono previsti da nessuna parte. Ok, grazie. Grazie Dario. Michele, hai altre domande? Ce ne sono sempre molte. Allora, alcune riguardano le prove supplettive, mi sembra che prima Manuela avesse già risposto sulla possibilità, mentre Maria Teresa chiede sulla questione del concorso ordinario primaria, perché dice, forse è più un tono polemico il suo, perché dice chi non rientra nei posti a bando deve riaffrontare tutto il concorso, possibile che non ci sia una graduatoria di idoneità come tutti i concorsi precedenti? Allora, guarda, questa domanda, se avete fatto caso, cioè questo tema più che altro, non la domanda, l'avevo affrontato prima quando stavo facendo l'illustrazione delle slide. Allora, intanto vi comunico che ho messo in chat il link alla notizia dove trovate tutte le info relative alle prove suppletive. Il Ministero, vi ricordo che non le prevede, ma ci sono delle azioni vertenziali che abbiamo promosso per coloro che erano affetti da Covid o soggetti a quarantena, e abbiamo vinto in tutte le sedi per i nostri
colleghi che si sono rivolti a noi e gli abbiamo fatto ottenere le prove suppletive. Per quanto riguarda la domanda che faceva la collega, allora attualmente la legge, come tu giustamente rilevi, prevede questa cosa assurda, cioè che gli idonei non possano entrare in graduatoria. Perché? Perché l'impostazione del reclutamento che è stata data con questa norma le scorse estate, il Sostegni bis, prevede concorsi ordinari banditi con cadenza annuale. Quindi nella logica, sapete che quella norma l'hanno scritta dei collaboratori di Draghi, di Palazzo Chigi, no? Che nella loro visione, dove noi nella scuola siamo un popolo dei bacchettoni, praticamente ve la dico così, dobbiamo essere più selezionati, più meritevoli, più bravi. Quindi che cosa hanno previsto? Hanno previsto che nella scuola si facciano concorsi ogni anno, ok? Con questa procedura che è fatta col quiz a risposta multipla nello scritto e poi la prova orale. Da questa impostazione che cosa è derivato? Che per loro, se loro bandiscono 12.000 posti, come nel caso del vostro concorso ordinario infanzia, loro vogliono solo 12.000 persone in graduatoria, non ne vogliono di più. Però qual è il ragionamento? Che in realtà, conoscendo anche il funzionamento dell'amministrazione scolastica, noi sappiamo che non sono in grado di gestire concorsi con cadenza annuale, e comunque anche se lo fossero, ma che senso ha se tu hai degli idonei in una regione dove ci sono i posti liberi, perché non li fai entrare in ruolo? L'idoneo è una persona che ha superato un concorso ordinario. Ora, un conto è se l'idoneo si colloca, che ne so, in Campania, dove abbiamo ancora graduatorie del concorso 2016 da smaltire, no? Ma se io ho una regione tipo la Lombardia, il Veneto, l'Emilia, il Piemonte e così via, dove che loro possano entrare nella... Abbiamo perso Manuela? Sì, mi sa che c'è un problema di connessione. Manuela, ci senti tu? Temo che... State molto attenti in questi giorni, perché siccome ci sono in corso, ci saranno dal 5 al 7 aprile le votazioni delle RSU nelle scuole, cioè dell'elezione dei rappresentanti sindacali all'interno delle scuole, alcuni sindacati tipo l'ANIEF stanno diffondendo delle fake news su questo. Per esempio Pacifico ha diffuso, mi sentite? Pronto? Sì? Vai? Ecco, Sì, ha diffuso una fake con la quale sosteneva che praticamente gli idonei si possono già inserire nella graduatoria. Non è così, attualmente la legge questo non lo prevede. Ovviamente noi promuoveremo questa iniziativa legislativa, però oggi ancora non è una realtà, ok? Quindi è uno dei temi che ci stanno a cuore e che cercheremo di portare avanti. Non so se mi sentite. Sì, adesso sì, Manuela, per un attimo ti abbiamo perso. Ok. Stefano Tamburlini, ci sei Stefano? Sì, buongiorno. Siccome io mi sono connesso con un po' di ritardo, spero che non sia una domanda che è stata già fatta. Io sono laureato ma non sono iscritto nelle GPS. Si sa eventualmente quando sarà possibile per quelli nella mia posizione iscriversi alle GPS? Io parlo per Treviso perché sono qua in provincia di Treviso. Questa era la domanda. Abbiamo perso Manuela, però Manuela prima ci diceva che probabilmente le GPS saranno aperte nel mese di aprile. Ecco, è una notizia di cui hanno dato comunicazione oggi e comunicazione, insomma, sembra che sia stata accolta la nostra richiesta per la possibilità di apertura delle GPS. Adesso abbiamo perso Manuela, probabilmente un problema di linea, come avete visto. Allora intanto ringrazio perché oltre che Beatrice, FLC Verona e Michael, vedo collegato anche il segretario di Treviso Marco Moretti.
giusto perché in questo momento ho sentito un precario di Treviso e quindi rivolgetevi anche presso le sedi, perché insomma queste sono le domande che i segretari, come ben sapete, hanno un'elevata conoscenza e competenza rispetto alle vostre domande, e quindi non affidatevi a voi stessi come è stato detto prima, ma bensì rivolgetevi alle sedi. E poi cos'altro volevo dirvi? Avete visto Manuela? Eccola qua, è sicuramente... Ecco, scusatemi, mi era partita la connessione. Ho capito. Diamo la parola a Paolo De Carli. Paolo. Allora, eccomi qua, mi sentite? Vai Paolo. Ok, allora niente, io avevo messo anche in chat, ma molto rapidamente. Io ho l'iscrizione a entrambi i concorsi, quello ordinario e quello straordinario. Chiaramente i 24 crediti formativi li avevo fatti solo per quello ordinario, perché quello straordinario abilitante non erano necessari, per cui non li avevo neanche ancora in mano quando ho fatto la domanda. Se io partecipo a entrambi, dopodiché supponiamo passo uno, passo anche il secondo, cosa succede per il dopo, tra virgolette? Cioè, cosa mi viene richiesto? Che devo decidere una cosa, un'altra, oppure le cose vengono conguagliate nell'insieme? Sono due procedure diverse, Paolo, perché l'ordinario è un concorso che dà sia l'abilitazione che l'immissione in ruolo, mentre lo straordinario abilitante, che ancora deve partire, non si sa esattamente quando partirà, è un concorso solo abilitante. Quindi chi lo supera consegue solo l'abilitazione. A oggi l'abilitazione è spendibile solo nelle GPS, quindi l'abilitante comporta che uno dalla seconda fascia va in prima fascia GPS, ok? Mentre l'ordinario è un concorso che, se si rientra tra i vincitori, dà proprio il diritto all'immissione in ruolo. Ok, per cui diciamo, se io dovessi passarli entrambi, o nel senso tra uno o l'altro, devo poi decidere comunque quale dei due ottenere. Mi conviene tenere l'ordinario nel caso in cui... No, non c'è niente da decidere, l'abilitazione la consegui con il primo concorso utile. Una volta che l'hai conseguita, anche se ne hai superato un altro, sei già abilitato, non è che c'è una doppia abilitazione, cioè non ti dà nessun altro. Certo, chiaramente non c'è doppia abilitazione, ma dico l'anno successivo io allora con quale procedura vengo tra virgolette assunto, ovvero c'è sempre l'anno di prova in entrambi i casi e... Allora, solo l'ordinario dà diritto all'assunzione, il concorso straordinario ti dà solo l'abilitazione. L'unico strumento per l'immissione in ruolo è il concorso ordinario. Ordinario, certo. Nel caso in cui facessi lo straordinario invece, e ovviamente qua c'è quel discorso di fare quei 5 crediti formativi, ma io sono già in possesso dei 24 crediti formativi, posso farli valere oppure devo comunque fare questa cosa? Sono due cose distinte, distinte. I 5 crediti sono un percorso universitario previsto per questo corso, d'altronde è un percorso minimo, 5 crediti, ridicoli proprio. No, va bene, era solo per capire se appunto se uno aveva già in mano i 24 crediti fatti serviva a qualcosa oppure no, cioè sono due cose separate in ogni caso. Va bene. Guarda, in linea di massima sì, poi adesso vediamo, ma penso proprio di sì. Ok, va bene. Dubbi sistemati, grazie. Grazie Paolo. Camilla Rizzati, ci sei? Sì. Sei sempre tu? Sì. Un'altra domanda velocemente. Per quanto riguarda la ricevuta, no, del contributo, vi chiedevo, non ho capito, cioè oltre, io ho avuto un ricevuto tramite pagamento bancario, c'è anche da scaricare da NoiPA, non ho capito questo tipo di... No, Camilla, ho anche mandato, scusa Manuela, tutta perché l'ufficio scolastico ha mandato tutto quanto un avviso su cosa portare. È importante che nella ricevuta tu abbia messo, oltre il nome, il codice fiscale, la classe di concorso, per cui è importante che venga quello. Sbaglio Manuela? No, va bene così. Sì, grazie. Se tu hai tutto, se no devi fare un'autocertificazione dalle... No, grazie, però sì. E poi il Green Pass terza dose, cioè, nel senso... Guarda, è richiesto il Green Pass normale, quindi se sei vaccinata tanto meglio per te, se no non è comunque un obbligo ai fini del concorso. Va bene, grazie. Prego. Poi Dario, mi pare, eri già intervenuto, c'è qualcos'altro?
Sì, esattamente. Volevo chiedere a proposito dello straordinario, non quello abilitante, appunto prima mi riferivo a scanso di croce, appunto allo straordinario ai fini dell'immissione in ruolo, ecco, di quello di cui si parla attualmente. Il contratto, quello che verrà eventualmente stipulato con i vincitori, che sono solo quelli che entrano nel numero messo a bando e non ci sono quindi appunto idonei, questo intendevo dire, a quel punto il contratto annuale sarà considerato un anno di pre-ruolo oppure come ai vecchi tempi che era diciamo l'ex anno di prova che però era già considerato una volta superato già il primo anno di ruolo? Questa è un'altra domanda. Allora, attualmente è previsto che l'immissione in ruolo decorra dal 1 settembre 2023, quindi non c'è una retrodatazione giuridica, quindi in questo momento quell'anno è considerato tempo determinato. Ok, chiaro, grazie. Io non ho altre mani, non so Michael se ha altre domande. Domande in realtà ce ne sarebbero ancora, ma ho visto l'orologio, direi che dobbiamo anche salutarci. Io pensavo, Marta, sicuramente come abbiamo già fatto con Manuela, chiederemo ancora la sua preziosissima collaborazione. La cosa importante magari sarà... Scusa Michael, anche se sporiamo, c'è qualcosa che lasciamo in sospeso? Ma domande io direi, poi vedo Beatrice che ha fatto la mano, domande soprattutto di previsione che noi facciamo fatica a sapere, mi sembra. Certo. Io credo che intanto ringraziamo Manuela perché come avete visto ci risponde a tutto e ha una conoscenza molto ampia rispetto a tutti i concorsi che mi pare attualmente in ballo. Io ho scaricato, compresi l'AFAM, il personale ATA, il DSGA, i facenti in funzione sono 15, quindi destreggiarsi dentro a un marasma di 15 concorsi tra normativa e quant'altro non è semplice, ma come avete visto da questo punto di vista sicuramente Manuela è oltre che informata partecipa e poi insomma ci aiuta anche nella formazione che noi segretari sui territori riusciamo a darvi, quindi rivolgetevi a noi, ricordatevi del vostro ruolo che è importante, quello di partecipare sicuramente al concorso, sicuramente, e vi auguro buon studio e mi auguro anche che possiate entrare in ruolo perché veramente abbiamo bisogno che le cattedre siano stabilizzate, che i posti siano coperti fin da settembre, ma è importante anche, come sottolineava prima Manuela, la partecipazione passa per tante altre ragioni che è quella appunto di far valere le nostre ragioni di un contratto inclusivo, della rappresentanza nei luoghi di lavoro e quindi io vi chiedo di andare a votare il nostro quadrato rosso, il 5, il 6 e il 7. È più importante di quello che immaginate, non sottraetevi a questo grande senso di responsabilità che noi confidiamo in voi. Ringrazio Manuela perché è sapiente in tutto questo, ringrazio Marco, ringrazio Beatrice e dell'aiuto di Michael sempre prezioso. Quindi un abbraccio a tutti, buon studio e buon lavoro. Buona fortuna. Grazie a voi. Ciao. A presto. Ciao Manu, Grazie Manuela. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie.